Eccoci mister, una partita che possiamo definire rocambolesca, un 2-0 che sembrava avviarci a una facile vittoria o quantomeno quasi una goleada, ma è stata un'illusione. Pareggio, siamo andati sotto e poi alla fine abbiamo recuperato. Lei che aggettivo usa? No, io dico che i ragazzi oggi hanno dimostrato carattere, perché comunque siamo partiti molto bene, siamo andati sul 2-0 e poi purtroppo per due ingenuità difensive ci siamo fatti pareggiare la partita. E tra l'altro siamo rimasti in 10 e quindi devo dire che nel secondo tempo i ragazzi hanno dimostrato comunque di essere squadra unita, non si è disunita la squadra e abbiamo dimostrato carattere pareggiando la partita nel finale. Quanto è influito il caldo oggi? Oggi il caldo è un'annata caldissima, quindi il caldo ha influito parecchio e noi abbiamo giocato tutto un tempo in 10, quindi non era facile, però sì, sono stati molto bravi i ragazzi. E diciamo che comunque il caldo era per tutte e due le squadre. Abbiamo fallito un gol che sembrava quasi fatto all'inizio del secondo tempo, che forse ci avrebbe dato un po' di più respiro col vantaggio iniziale. Ma abbiamo sbagliato qualcosa o sono stati bravi loro? Diciamo che è un po' tutto, qualche errore l'abbiamo commesso noi, poi comunque c'è anche l'avversario e la Fossatese secondo me è una squadra molto attrezzata, molto equilibrata, quindi sicuro il merito è anche agli avversari. Bene, allora chiudiamo dicendo che un 3-3 che come era andata ci sta bene e abbiamo visto il nostro prossimo avversario per domenica, prevede battaglia anche allora? Certo, domenica è sicuramente una battaglia, è sempre un derby e qua è molto sentito e quindi sicuramente sarà una partita dove entrambe le squadre faranno di tutto per portare a casa i 3 punti. Grazie mister.